Il mio intervento, con questo titolo un po' velleitario, intende proporre in realtà molto più modestamente una riflessione su alcune vicende del patrimonio artistico italiano al tempo delle requisizioni napoleoniche e della nascita delle cosiddette Repubbliche Sorelle della Francia rivoluzionaria, soffermandomi in particolare su due dei più importanti centri artistici della penisola, Venezia e Roma. Venezia non solo per rendere un omaggio alla città che ospita questo convegno, ma soprattutto per una cultura della tutela e della conservazione delle opere d'arte che nel Settecento presenta provvedimenti legislativi di segno diametralmente opposto rispetto a quelli varati nello Stato Pontificio. Grazie. Roma, per la sua millenaria, è il caso di dirlo, tradizione di legislazione artistica e ancora di più per il suo essere, come nessun'altra città europea in età napoleonica, al centro di un dibattito internazionale intorno al nuovo statuto e al nuovo destino del patrimonio storico-artistico. Nel titolo del mio intervento si fa riferimento ad un prima e ad un dopo le requisizioni. In realtà andrebbe aggiunto anche e soprattutto un durante le requisizioni, dal momento che sotto il profilo della legislazione di tutela e delle politiche artistiche e museografiche in primo luogo, i più significativi mutamenti si riscontrano proprio negli anni di influenza e di dominio francese, con in moltissimi casi profondi e duraturi effetti nel successivo periodo della Restaurazione. C'è da premettere che, seppur i fenomeni di nazionalizzazione del patrimonio nel corso di questi anni siano comuni a tutti gli stati della penisola italiana, si rilevano, tuttavia, di volta in volta, delle marcate specificità. Roma, per il portato simbolico del suo patrimonio storico-artistico, rappresenta senza dubbio un caso davvero eccezionale e pertanto, non certo per campanilismo, dedicherò ad essa buona parte di questo intervento. Ma diamo ora un rapidissimo sguardo alla legislazione artistica dell'Italia pre-rivoluzionaria. Come è noto, nella maggior parte degli stati italiani preunitari, la tutela del patrimonio si esercita attraverso un sistema normativo fondato su vincoli applicati a varie categorie di beni per scongiurarne di volta in volta la distruzione o l'esportazione. A primeggiare in assoluto nel continuo reiterarsi di editti e di proibizioni è lo Stato Pontificio, volto ad esercitare un controllo il più capillare possibile su una vastissima varietà di oggetti. Tuttavia, questi vincoli risultavano assai spesso facilmente aggirabili, in quanto la licenza di esportazione, in teoria da concedersi solo in casi eccezionali, nella pratica veniva concessa con notevole disinvoltura, anche da commissari alle antichità del calibro di Winkelmann, con la scusa che si trattava di pezzi buoni ma non singolari. E questo anche perché i commissari percepivano una percentuale sul prezzo del bene di cui si richiedeva l'esportazione. Anche la creazione dei pubblici musei capitolini e vaticani aveva rappresentato una valida alternativa ai vincoli giuridici per arginare in particolare l'esportazione delle grandi collezioni, come quella Albani, che sarebbe divenuta il nucleo dei musei capitolini nel 1734. All'opposto della realtà romana, ma anche toscana e napoletana, le cui disposizioni legislative per alcuni versi si avvicinano alla normativa dello Stato Pontificio, in particolare quella del Regno Borbonico, all'opposto, dicevo, si colloca invece la Repubblica di Venezia, che elabora uno strumento giuridico di straordinaria efficacia e modernità, il catalogo delle pubbliche pitture. Piuttosto che elencare all'infinito categorie su categorie di beni da tutelare, come avviene a Roma, si procede al vincolo in modo induttivo, empirico. Si vincolano non più
a priori, concetti di beni, ma i beni stessi, presenti nelle chiese veneziane, con tanto di numero di inventario e relativa notifica. L'incarico di redigere quello che, a ragione, è considerato il primo catalogo del patrimonio artistico in Italia, viene affidato nel 1773 ad Anton Maria Zanetti il Giovane, già autore nel 1771 della pittura veneziana e delle opere pubbliche dei veneziani maestri. Un'opera che sarebbe risultata fondamentale per Luigi Lanzi al momento della stesura della sua storia pittorica della Italia. Zanetti aveva scritto, ancora una volta con un approccio squisitamente empirico, una storia della pittura veneziana alla luce di ciò che aveva potuto effettivamente osservare a Venezia e dintorni, di ciò che era esposto in chiese e palazzi pubblici. Un'opera radicata profondamente nel suo territorio. Ed era stato proprio Zanetti, preoccupato per il cattivo stato di molti dipinti e per le vendite di quadri che in assenza di normativa venivano effettuate in molte chiese e conventi, a proporre agli inquisitori di Stato la redazione di un catalogo delle opere di celebri e rinomati autori. Un catalogo che venne redatto celermente, cui fece seguito una grande campagna di restauro di dipinti sotto la supervisione di Pietro Edwards, ispettore al generale restauro delle pubbliche pitture. Zanetti aveva sottolineato quanto le guide di Venezia e della città della terraferma avessero dato un contributo decisivo alla messa a punto di questa mappatura del patrimonio artistico ecclesiastico. Con l'istituzione del catalogo del 1773 si era venuta così formando un'unica grande collezione pubblica, un museo diffuso, come diremmo oggi, tra i luoghi di culto della città. Una straordinaria idea di contesto che sembra prefigurare quanto avrebbe scritto anni dopo Quatremer de Quincy nelle sue celebri Lettres à Miranda. L'eccezionalità di Venezia alla fine del Settecento risiede nella sua modernissima cultura della conservazione delle opere d'arte in senso propriamente istituzionale. Si assiste infatti nell'ultimo quarto del secolo alla professionalizzazione della figura del restauratore nelle persone di Pietro Edwards e dei suoi collaboratori. A Roma invece i restauratori sono sempre pittori o scultori per i quali il restauro costituisce un'attività parallela alla loro più nobile professione creativa. A Venezia si crea addirittura un laboratorio centrale di restauro, laddove a Roma bisognerà attendere il 1920 per il laboratorio di restauro dei dipinti in Vaticano. E, sempre a Venezia, si stendono delle dettagliate relazioni sui restauri effettuati. Ma soprattutto si interviene su tutte le opere segnate dal degrado e non privilegiando i capolavori, come si farà a Roma per buona parte dell'Ottocento. La particolare natura della città, costruita sull'acqua, che rendeva il suo patrimonio artistico molto più vulnerabile rispetto ad altri centri, aveva ovviamente contribuito alla creazione di quest'organo di tutela. Il 16 maggio del 1797 viene istituita a Venezia la municipalità repubblicana, che avrà una brevissima esistenza. Nel giugno di quello stesso anno, Pietro Edwards riceve dalla municipalità l'ordine di coadiuvare i commissari Barthélemy, Finet e Berthollet nella scelta di 20 dipinti e di 500 manoscritti richiesti da Napoleone a seguito del Trattato di Milano. I commissari portarono via in realtà 18 quadri e 2 sculture romane provenienti dalla libreria Marciana. Il 13 dicembre 1797 furono poi prelevati, come è noto, anche 4 cavallei bronzei della Basilica di San Marco e il leone posto sulla colonna del Molo. In quelle circostanze
Edward scrisse un rapporto al Comitato di Salute Pubblica della municipalità in cui proponeva l'istituzione di quelle che sarebbero poi divenute le gallerie dell'Accademia, con fini prima di tutto conservativi. Le attuali perdite nostre, scriveva riferendosi alle confische, hanno impreziosito al più alto segno quel poco più che rimane da recuperarsi e che in brev'ora ci sarà del tutto rapito dal tempo. Le requisizioni francesi avevano, in buona sostanza, sollecitato una riflessione sulla necessità di tutelare urgentemente il patrimonio artistico rimasto a Venezia, da difendere contro le minacce del tempo, ma avevano anche risvegliato, al contempo, uno spiccato orgoglio identitario. Parigi, scrive ancora Edwards, tu previeni con il tuo vasto museo le sollecitudini degli altri popoli, di cui ecciti adesso il tardo rimorso e l'invidia. Tu però ti inghirlandi la fronte coi più vaghi fiori che trovasti dispersi sopra un suolo non tuo. Venezia, tu puoi cingerti il capo con un serto più modesto, sì, ma tutto tessuto coi gentili prodotti del tuo solo terreno. Se a Venezia queste sollecitazioni per la protezione del patrimonio artistico sembrano provenire solo da addetti ai lavori, a Roma, alla vigilia delle requisizioni napoleoniche a seguito del Trattato di Bologna del 1796, poi ratificate dal Trattato di Tolentino, si ha invece la percezione che vi sia una più diffusa coscienza, addirittura a livello popolare, della rilevanza storica, estetica ed economica del patrimonio artistico. Le più immediatamente percepibili sono le istanze di natura economica, ossia l'indotto del Grand Tour, ribadite ripetutamente anche nei preamboli degli editti pontifici settecenteschi. Ma ci sono al contempo anche altre testimonianze che mettono in risalto come la popolazione romana, in senso lato, fosse profondamente sensibilizzata al tema del patrimonio, al suo apprezzamento. Si legga ad esempio la voce pittura dell'Enciclopédie, in cui si tratteggia l'immagine di un pubblico romano istruito all'arte, provvisto di un gusto naturale grazie alla frequentazione quotidiana di capolavori artistici collocati in chiese e palazzi. Un viaggiatore spagnolo, Juan Andrés, osservava alla fine del Settecento: tutto questo dimostra il buon gusto e l'amore per le belle arti che regna a Roma, presso nobili e persone semplici, addirittura cocchieri e servitori, i più semplici artigiani e la plebe si vedono spesso osservare una statua o un dipinto ed esprimere la loro opinione, buona o cattiva. Lo stesso giudizio è espresso in un articolo apparso sul Deutsche Merkur del 1786 a firma di Alois Hirt. Cito: il romano più comune è convinto che gli uomini al di là dei monti possono avere il gusto del bello per il fatto che si sono trattenuti per più o meno tempo nella capitale d'Italia. Hirt scrive proprio così: Hauptstadt Italiens. Lo spirito dei romani è di vedere altre nazioni sottomesse e, visto che sono stati frantumati i vincoli della forza, attraverso i quali hanno legato a sé il mondo antico e moderno, ora il loro orgoglio e merito consiste unicamente nel possesso delle maggiori opere d'arte. Se l'immagine di questo popolo naturalmente istruito e sensibilizzato al bello può forse risultare come una proiezione eccessivamente idealizzata di questi dotti viaggiatori d'oltralpe, è però assolutamente plausibile che il patrimonio artistico
costituisse a quest'epoca un elemento di forte orgoglio identitario, come notava Hirt. E, alla luce di queste testimonianze, andrebbe forse un po' rivista l'immagine stereotipata che vuole il popolo romano come composto per la maggior parte di parassiti e straccioni, posto completamente ai margini della vita culturale della città. Giungiamo quindi al fatidico 1796, quando la commissione francese recatasi in Italia per volere di Bonaparte dopo l'armistizio di Bologna, inizia le perlustrazioni per selezionare le opere da portare a Parigi. L'agente diplomatico della Repubblica francese in Italia, François Cacot, esprimeva le sue preoccupazioni sulle possibili reazioni del popolo romano, inviando al ministro degli affari esteri Charles Delacroix una lettera in cui tocca proprio il tasto degli affetti. Parla infatti di un duro colpo che si sarebbe inferto al cuore del popolo romano, sentimento che l'agente francese estende significativamente a tutta l'Italia, che evidentemente doveva vedere in Roma quella communis patria, la capitale mondiale delle arti e della Repubblica delle lettere. Concetto ribadito ancora una volta in una successiva lettera, sempre indirizzata al ministro Delacroix, in cui si paventava addirittura il pericolo che i commissari addetti alla selezione delle opere d'arte, dei libri e dei manoscritti potessero rischiare di essere assassinati. Sarebbe però limitante ricondurre l'attaccamento del popolo romano a moventi puramente sentimentali. E questo mi sembra lo confermi una lettera al ministro francese Delacroix scritta da due cittadini romani. Una lettera che sembra adombrare, prima ancora dell'istituzione della Repubblica Romana del 1798-1799, una precoce adesione ai moderni principi di patrimonializzazione della Francia rivoluzionaria. Sugli autori della lettera, Angelo Petracchi e Serafino Casella, si hanno solo scarsissime notizie, il che rende ancor più interessante questa missiva, essendo opera non di esponenti di spicco dell'intellettualità romana, ma di due comuni cittadini. Petracchi veniva da una famiglia della buona borghesia, nota per il suo salotto, dove si tenevano degli intrattenimenti musicali. Serafino Casella era ingegnere. La lettera viene scritta con grande tempismo, il 25 luglio 1796, un mese esatto dopo l'armistizio di Bologna tra il Papa e Napoleone, e quindi prima della stipula del Trattato di Tolentino. A questa data c'era quindi ancora il tempo per salvare il Laoconte e la trasfigurazione di Raffaello. Proprio in quei giorni, e di giorni davvero si tratta, non di mesi, venivano pubblicate a Parigi da Quatremer de Quincy le lettere a Miranda contro le requisizioni d'arte napoleoniche. Come è ben noto, in queste 7 lettere vengono prefigurati i desolanti scenari derivanti dalla rimozione delle opere d'arte dai loro contesti. Ed il contesto a cui Quatremer fa costante riferimento nel suo pamphlet è Roma. La frase forse più celebre e nota è quella in cui Quatremer tratteggia l'immagine di Roma come grande museo, dove, come ha scritto magistralmente Édouard Pommier, l'histoire est incarnée dans une géographie. Elencando minuziosamente il tessuto connettivo del suo patrimonio, costituito dalle grandi emergenze monumentali fino ai più umili materiali da costruzione, Quatremer sembra citare quasi alla lettera quelle lunghe elencazioni di manufatti da tutelare che venivano riportate negli editti papali, quasi un omaggio alla secolare tradizione legislativa artistica pontificia. La lettera di Petracchi e Casella non raggiunge certo le vette della prosa di Quatremer de Quincy,
ma esprime con pragmatismo e una schiettezza tutta romana molte delle tesi dell'intellettuale francese. I capolavori dell'arte sono patrimonio e orgoglio del popolo romano. Le collezioni donate alla città di Roma dai papi appartengono al popolo romano. Cosa ha fatto di male il popolo romano per ridurre i francesi a questa soluzione estrema? Seguono delle considerazioni di carattere economico, considerazioni largamente diffuse nel Settecento romano, dell'età del Grand Tour. La città, improvvisamente depauperata dei suoi capolavori artistici, avrebbe inevitabilmente assistito al crollo dell'industria turistica, la principale, se non addirittura l'unica risorsa economica dello Stato Pontificio. I romani non hanno altro che le testimonianze della loro gloria passata, una gloria a cui i francesi devono forse la libertà di cui oggi godono. Sono, in altre parole, quei valori morali dell'antica Roma resi vivi ed eterni dai monumenti del foro, dalle statue conservate nei musei, ad aver contribuito a gettare le fondamenta della libertà repubblicana fiorita nella Francia rivoluzionaria. Si tratta, a mio avviso, di una frase di grande rilevanza, segno di una chiara e lucida presa di coscienza di un patrimonio organizzato sul piano di una storia che si proietta nella contemporaneità. Ed ecco quindi la proposta avanzata dai due portavoci del popolo romano. Invece di trasferire le opere d'arte a Parigi, si rendessero i romani depositari di quei beni, proprio come prova, da parte dei francesi, del loro amore per le arti, e soprattutto si obbligasse il governo papale a rendere pubbliche ed inalienabili le gallerie private contenenti ricchezze ancora maggiori. Ma, come si sa, a nulla valsero le suppliche di Petracchi e Casella e la Trasfigurazione, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere presero la via di Parigi. Di lì a poco venne istituita la Repubblica Romana nel febbraio del 1798, con le relative soppressioni di conventi e confraternite e conseguente incameramento dei loro beni. Ed è questo, davvero, il punto di svolta, più volte sottolineato nei tantissimi studi sul periodo rivoluzionario e napoleonico in Italia, che si verifica nella storia del patrimonio artistico italiano negli anni di influenza e dominio francese. L'arte sacra, il suo mutamento di status, che, più ancora che con le requisizioni delle celebri pale d'altare di un Raffaello o di un Domenichino portate a Parigi, si compie soprattutto con la soppressione degli enti religiosi, a Roma come a Venezia o a Firenze. Si tratta di un vero e proprio punto di non ritorno. La catalogazione delle opere d'arte dei soppressi luoghi di culto avrebbe visto ora coinvolti cittadini, amatori, artisti, chiamati a selezionare ciò che doveva essere salvato e trasferito in musei allestiti per l'occasione o per incrementare quelli già esistenti, come pure tutto ciò che poteva essere venduto all'asta. E c'è da dire che da questo punto di vista Roma si trovava in netto svantaggio rispetto a Venezia, dove, come si è visto, le pratiche connesse alla catalogazione e in genere all'amministrazione e gestione del patrimonio si erano ormai consolidate da quasi un quarto di secolo. Inoltre, quelle stesse pratiche, quelle sistematiche campagne di restauro dei dipinti delle chiese e dei conventi veneziani avevano in un certo senso favorito, nella Serenissima, un approccio per così dire già laico, un occhio scientifico nei confronti delle opere d'arte devozionali. Le cronologie delle soppressioni di conventi e confraternite divergono tra Roma e Venezia a causa delle diverse vicende politiche.
A Roma si verificano in due tempi: nei 2 anni della Repubblica Romana del 1798-99 e nel periodo imperiale dal 1809 al 1814. A Venezia durante il Regno d'Italia dal 1806 al 1814. Per ragioni di tempo mi soffermerò per Roma solo su quelle del periodo repubblicano, dal momento che vorrei porre in risalto proprio il problema del repentino cambiamento di statuto delle opere d'arte devozionali nella capitale della cristianità, violentemente immesse nel circuito del museo e del mercato e delle conseguenti misure adottate per tutelarle e anche valorizzarle. Le leggi sulla nazionalizzazione del patrimonio artistico nella Repubblica Romana si fondano su criteri normativi e amministrativi direttamente importati dalla Francia e che hanno come fondamento gli inventari dei beni nazionalizzati. A Roma, per la prima volta nella sua pur ricca storia di legislazione di tutela, si parla di cataloghi, di note, di stime e, sempre per la prima volta, le pale d'altare più importanti delle chiese e dei conventi soppressi vengono ricoverate in Vaticano, nell'attuale Galleria degli Arazzi, dove qualche anno prima Pio VI aveva allestito una galleria di quadri, una pinacoteca collegata alla collezione di antichità del Museo Pio Clementino, priva però di quei connotati più dichiaratamente pubblici dei musei capitolini e visitabile solo durante la Settimana Santa. Il nuovo, arricchito complesso museale venne ribattezzato con il nome di Museo Nazionale. Si tratta di un capitolo inedito nella storia dei musei vaticani, emerso solo recentemente dalle carte d'archivio della Biblioteca Vaticana, dove ho avuto modo di ricostruire la storia frammentaria di questa istituzione, di breve durata, ma di straordinaria importanza per comprendere il nuovo statuto assunto dal patrimonio d'arte ecclesiastico romano all'indomani della nascita della Repubblica Romana e soprattutto per comprendere il valore pedagogico di cui venne prontamente investito il museo e delle finalità pubbliche che gli vennero attribuite. L'oneroso incarico per la scelta dei dipinti stimati preziosi, come recitano i decreti repubblicani, è affidato a un artista, Vincenzo Camuccini, affiancato da un erudito, Giovanni Gherardo De Rossi, grande esperto di arte e di divulgazione artistica per aver diretto un fortunato periodico intitolato Memorie per le Belle Arti, pubblicato a Roma tra il 1785 e il 1788. Saranno costoro gli arbitri delle sorti del patrimonio artistico romano. Per la prima volta, dal tempo del pittore Carlo Maratta, agli inizi del Settecento, la tutela viene affidata a un artista, seppur affiancato da un erudito. In tutto il Settecento erano stati gli antiquari a dominare nel settore della tutela, da Ridolfino Venuti a Winkelmann a Giovanni Battista Visconti, affiancati solo a partire dalla seconda metà del Settecento da pittori con incarichi prevalentemente di controllo sulle esportazioni. E, senza dubbio, anche questo era un apporto delle politiche artistiche della Francia rivoluzionaria, in cui erano stati gli artisti ad essere chiamati a ricoprire ruoli istituzionali nell'ambito della tutela. Il Museo Nazionale, allestito in Vaticano, accoglie, oltre alle opere nazionalizzate, si tratta circa di una settantina di opere, anche molti capolavori pittorici di chiese che invece non erano state soppresse. Questo è molto indicativo. Come ad esempio le celebri pale della Cappella Cerasi nella parrocchia di Santa Maria del Popolo,
che era rimasta aperta al culto per tutto il periodo repubblicano. Si tratta delle famose Pale di Caravaggio e di Annibale Carracci. Nei programmi del governo repubblicano non c'è quindi solo la creazione di un deposito per ricoverare le opere dei luoghi di culto soppressi, ma c'è soprattutto la volontà di costituire un vero e proprio museo con una funzione pedagogica indirizzata, almeno idealmente, a tutti i cittadini della Repubblica. È molto significativo il fatto che questa pinacoteca non sia stata collegata ad un'accademia di belle arti, come invece sarebbe avvenuto di lì a poco a Bologna, a Venezia e a Milano. Il Museo del Vaticano era stato concepito come un museo per tutti i cittadini e non solo indirizzato agli artisti dell'Accademia Romana di San Luca. Lo stesso Louvre rivoluzionario, cui il Museo Nazionale Vaticano chiaramente si ispira, non era certo un museo legato ad un'accademia, ma era, per usare le parole di David, quella grande scuola in cui il maestro avrebbe portato i suoi allievi, il padre i propri figli. L'intento pedagogico emerge chiaramente anche nel suo configurarsi come una sfilata di opere rappresentative di 3 secoli di pittura italiana, dall'epoca del Risorgimento delle arti, con Leonardo da Vinci, rappresentato da una copia del Cenacolo eseguita da Bernardino Nocchi, passando poi per Michelangelo. In realtà si tratta di un'Annunziata di Marcello Venusti, al tempo attribuita all'artista fiorentino, Raffaello, Caravaggio, Annibale Carracci, per poi approdare ad un artista pressoché contemporaneo, quale Pompeo Batoni. Quindi un libro illustrato della storia della pittura italiana, probabilmente ispirato dalla pubblicazione della prima edizione della storia pittorica della Italia di Luigi Lanzi. Come già detto, a Venezia le soppressioni degli enti ecclesiastici si verificano pochi anni dopo, durante il Regno d'Italia, e il protagonista delle azioni intrapresi per la tutela di questi beni è sempre Pietro Edwards. Il 15 giugno 1806 venne decretato che i quadri di chiese e conventi soppressi non potevano essere venduti, ma messi a disposizione del demanio e poi rimessi al Ministero dell'Interno. I migliori sarebbero stati inviati o ai palazzi reali o alla Pinacoteca Centrale del Regno d'Italia, l'Accademia di Brera a Milano, mentre invece gli altri sarebbero rimasti nei dipartimenti. Di conseguenza, opere e arredi liturgici furono ricoverati in depositi demaniali, esattamente come accadde a Roma, e sottoposti al vaglio critico dell'esperto occhio di Edwards, che esaminò tra il 1806 e il 1809, come provato dalla documentazione, migliaia e migliaia di tele, incluse quelle dell'entroterra veneto. La vastità delle operazioni di demanializzazione, neanche lontanamente paragonabili con quelle romane, provocarono però a Venezia un fenomeno pressoché incontenibile di dispersioni, che sollecitarono da parte degli organi municipali la richiesta al Ministero dell'Interno del Regno d'Italia di provvedimenti speciali. Il podestà Renier, di concerto con Leopoldo Cicognara e Antonio Diedo, rispettivamente presidente e segretario dell'Accademia di Belle Arti, come pure insieme ai membri della commissione all'ornato, consci della secolare vocazione mercantile di Venezia, che, come si legge nella richiesta, era stata calcolata sempre come emporio degli monumenti più distinti e preziosi che in storia, pittura, architettura e scultura esistere vi possano in Europa, chiedevano che venissero adottate discipline e provvidenze onde presidiare
da dispersioni questo prezioso deposito che le accorda gran parte, nello splendore del regno, per la copia e bellezza dei monumenti che vi sono accolti. Edwards chiedeva in quella circostanza che le migliori opere rimaste nei depositi e nelle chiese soppresse fossero trasferite all'Accademia di Belle Arti, cosa che di fatto avvenne nel gennaio 1812. Questa galleria, che inizialmente contava circa 200 opere, resistette ai mutamenti politici, anche con il ritorno degli Asburgo nel 1814, conoscendo una stagione di splendore con Leopoldo Cicognara, in particolare quando nel 1816 arrivò in Accademia l'Assunta dei Frari di Tiziano, che è riprodotta nel Depliant del nostro convegno. Non accadde altrettanto al Museo Nazionale del Vaticano, di cui purtroppo non conosciamo né il concreto funzionamento né purtroppo l'allestimento, e che venne smantellato ai primi del 1800, dopo la caduta della Repubblica Romana. Le pale d'altare furono restituite ai luoghi di culto di provenienza per decreto del generale Naselli, il comandante delle truppe napoletane che avevano liberato Roma, e i documenti testimoniano che l'operazione si svolse con assoluta efficienza e precisione. Un'iniziativa questa che avrebbe sicuramente incontrato il plauso di Quatremer de Quincy. Tutte le chiese riebbero indietro le opere asportate su indicazione di Camuccini. Tutti, parroci, priori, membri delle confraternite, si affrettarono a reclamare i loro beni e furono in molti a realizzare solo allora che quelle pale d'altare erano dei veri e propri tesori, tanto che nei primi anni della Restaurazione, e mi sto riferendo alla prima Restaurazione pontificia del 1800, si assiste non di rado a vendite segrete da parte del clero che ne era detentore o delle famiglie che avevano il patronato delle cappelle, proprio di quelle opere che alla fine della Repubblica erano state reclamate indietro a gran voce. È il periodo di quella colossale campagna speculativa avente per oggetto il commercio di opere d'arte, illustrato nel famoso saggio di Francis Haskell, Rediscoveries in Art. E il tutto avveniva mentre veniva stilato il celebre chirografo Chiaramonti del 1802, cui dovettero contribuire congiuntamente il giurista Carlo Fea ed Antonio Canova stesso, che dava grande rilievo proprio alla tutela del patrimonio ecclesiastico. Uno spartiacque nella storia della legislazione artistica pontificia, come è stato più volte definito, una energica reazione al trauma delle spoliazioni, delle nazionalizzazioni, delle movimentazioni di opere d'arte. Negli assunti teorici di base dell'Editto Pontificio del 1802 sono stati rilevati gli apporti delle lettere di Quatremer de Quincy, che Canova ben conosceva e che aveva fatto leggere a Papa Pio VII prima dell'emanazione dell'editto. Eppure, a ben vedere, si tratta di un chirografo rivoluzionario nel vero senso della parola, ossia profondamente debitore della legislazione della Repubblica Romana e, di riflesso, di quella francese in materia di beni nazionali. Lo si rileva partendo dalla struttura stessa del testo, non più discorsivo, come lo era in precedenza, ma suddiviso in articoli, analogamente alle leggi di tutela emanate durante il periodo repubblicano.
lo si rileva in un ulteriore ampliamento delle categorie di oggetti da tutelare, anch'esso retaggio delle minuziose direttive francesi per la mappatura e l'inventariazione dei beni nazionali, lo si rileva nella funzione sociale stessa di cui viene investito in toto il patrimonio artistico con quello stanziamento di fondi annuali per l'acquisto delle cose interessanti in aumento dei nostri musei. Lo si rileva infine nell'introduzione dell'assegna, ovvero l'obbligo di denuncia alle autorità da parte dei privati delle opere d'arte in loro possesso. Un principio russoiano, come scrisse ormai molti anni fa Orietta Rossi Pinelli nel primo importante studio sul chirografo Chiaramonti, un principio fondato sull'idea di un'appartenenza pubblica delle arti. E 2 anni prima, in sede parlamentare, erano stati proprio alcuni tribuni della Repubblica Romana ad aver avanzato più volte la proposta di vincolare le opere d'arte private per scongiurarne la vendita all'estero. Concludendo, se dovessimo evidenziare la differenza più macroscopica emergente dal confronto tra le vicende del patrimonio artistico veneziano e quello romano in questi anni cruciali, si può affermare che Roma non conobbe, neppure nel seguente periodo di dominazione napoleonica, che tratterà tra poco la collega Ilaria Sgarbozza, non conobbero nulla di simile rispetto a quanto accaduto a Venezia, dove al contrario le manomissioni, i mutamenti nella funzione d'uso e la demolizione stessa di edifici ecclesiastici raggiunsero proporzioni davvero impressionanti, tanto da spingere Alvise Zorzi a dedicare una buona parte del suo Venezia scomparsa proprio a questo primo decennio dell'Ottocento. Forse a Roma la lezione di Quatremère de Quincy era stata recepita dagli amministratori del quinquennio napoleonico. Grazie.